Itaca non è semplicemente una barca a vela che va lungo l'Adriatico quest'anno, l'anno scorso è andato lungo il Tirreno, 2 anni fa lungo l'Adriatico per portare sulla barca dei malati. Il significato è molto più ampio e molto più importante. A Venezia siamo qui perché la conferenza stampa d'avvio di questa iniziativa si farà qua. Terminerà invece a Taranto, ma la cosa straordinaria è che su questa barca i malati trovano la possibilità di dimenticarsi almeno durante il viaggio e secondo me anche dopo della loro malattia, cioè dare una qualità di vita meravigliosa ai malati rientra fra le iniziative dell'AI. Partecipano inviando magari dei pazienti che vogliono partecipare a questa gita meravigliosa, che è un qualcosa che trasforma i malati, che dà loro la gioia di vivere, che li fa dimenticare la loro malattia, perché fra l'altro sono a contatto con degli splendidi volontari, che sono quelli che organizzano questa lunga traversata, e sono a contatto con infermieri e medici che non sono più visti come personale sanitario e basta, ma come amici che stanno con loro in barca.